prima università italiana, un orgoglio ma anche una grande responsabilità. Un orgoglio, una grande responsabilità e oggi anche una grande soddisfazione. Sì, è una grande responsabilità e noi una responsabilità nei confronti dei nostri studenti, che ormai siamo a quota più di 74.000, e poi nei confronti anche del Paese, perché noi formiamo i giovani del futuro. Un giorno storico per l'Università di Padova che dopo 14 anni torna a riconquistare il primato tra i mega atenei statali italiani secondo la classifica Censis Repubblica, superando la storica rivale l'Università di Bologna, dalla cui Costora nacque nel 1222. 24.000 nuove matricole all'anno, 200 corsi di studio, 93 corsi di laurea, 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 100 corsi di laurea magistrale. Una macchina complessa che conquista il suo primato grazie a uno degli investimenti principali degli ultimi anni, l'internazionalizzazione. Il primo punto è quello dell'internazionalizzazione, su cui noi stiamo lavorando veramente da molto tempo, e solo per darvi un dato, l'anno prossimo partiremo con 207 corsi di studio, e di questi 207 corsi di studio ben 60 sono erogati interamente in lingua inglese. Però non è solo quello, non è sufficiente erogare dei corsi in lingua, bisogna mettere in atto poi tutta una serie di politiche che permettano anche l'accoglienza e l'integrazione dei giovani studenti internazionali che davvero provengono da tutto il mondo. Noi abbiamo un International Office, siamo pronti all'accoglienza, abbiamo tutto un sistema anche di tutorato che segue questi studenti, e poi ricordo sempre che siamo forse l'unico ateneo italiano che ha la questura all'interno dell'università. Attualmente sono 7.500 gli studenti internazionali che si aggiungono a quelli in arrivo da ogni parte d'Italia, attirati da una occupabilità al termine degli studi che totalizza un punteggio altissimo, 91. Non solo lavoro, il risultato è legato alle operazioni realizzate in tema di sostenibilità e di diritto allo studio con la No Tax Area, 30.000 euro più alta d'Italia. Una città nella città di Padova, l'università che con Padova dialoga da sempre. Sullo sfondo il tema case caro affitti, su cui anche l'università è operativa, e le grandi sfide future a partire dal campus di scienze sociali ed economiche che sorgerà alla ex caserma Piave e dal nuovo ospedale di Padova Est.